Benvenuti a Non sono solo strade, il podcast che racconta la storia delle persone i cui nomi sono incisi sulle targhe agli incroci delle strade. La puntata di oggi è dedicata a via Napo Torriani, una traversa della più famosa piazza Duca d'Aosta. Praticamente siamo in stazione centrale. Napo Torriani, Napoleone della Torre, il più potente, l'ultimo dei Torriani a governare a Milano. Napo nasce a Como da papà pagano e inizia la carriera politica nel 1265, assumendo il comando alla morte di Filippo della Torre, suo cugino, ed ereditandone tutte le cariche, tra cui podestà di Como, Bergamo, Lodi e Novara. Guelfo di famiglia, i primi anni sono quasi una passeggiata, grazie alla vittoria di Carlo d'Angiò a Benevento, un potentissimo alleato per tutto il nord Italia guelfo, almeno fino a quel momento. Napo Torriani comanda la Lega Guelfa, ma è abbastanza furbo da non prendere mai una posizione netta. Da una parte l'Angioino, dall'altra il Papa, che non ha molta simpatia per i Lombardi. La gestione diplomatica di Napo crolla proprio a causa di Carlo d'Angiò. Improvvisamente l'Angioino punta al dominio del nord Italia, contando sull'aiuto milanese. Ma Napo fa orecchie da mercante e Carlo reagisce fomentando ribellioni contro i Torriani ovunque gli riuscisse. Il fratello di Napo, Raimondo, vescovo di Como, viene catturato e rinchiuso in una gabbia lasciato agli scherni del popolino. Dopo averlo liberato, Napo distrugge il castello e nel 1273 si avvicina al nuovo re dei Romani, Rodolfo d'Asburgo, tra i sovrani più amati della storia ed utilissimo ai Torriani per recuperare un po' di quel peso perduto con il precipitarsi dei rapporti con la famiglia angioina. Una mossa ben studiata, ma ormai la fine è vicina. Ottone Visconti è stato nominato vescovo di Milano già da 15 anni, senza però riuscire a mettere piede in città, tenuto lontano proprio dai Torriani. Gode dell'appoggio nobiliare della città, e non solo in città, il che gli vale il coraggio di attaccare Napo Torriani. Dopo la prima sconfitta, le truppe viscontee sorprendono l'accampamento torriano ad Esio, ottenendo la vittoria definitiva. Napo Torriani e il nipote Guido sono spediti prigionieri nel castello di Baradello e a Napo tocca la vendetta. Viene rinchiuso anche lui in una gabbia di ferro, tenuta sospesa alle mura del castello per quasi 18 mesi, prima della morte nel 1278.